Vedi, il problema del federalismo, della Lega, in questo territorio poi, sai, Porto Guarese, se tutto va bene, dica un consigliere in ogni consiglio comunale nel Porto Guarese, se tutto va bene, massimo. Da San Michele a Concoli a Portugallo e avanti. Quindi vuol dire che ha una storia diversa da quella del Monatese, per esempio. O del Trevigiano. In effetti sulla provincia di Venezia i sindaci leghisti sono 5, di cui 4 sono nella provincia di Venezia. Il PD ha 24 sindaci e 15 ne ha il PDL su 44 comuni. Non è confusione. Sulla provincia, la città metropolitana o la provincia. Quando parliamo di infrastrutture, ti faccio un esempio, perché tu mi sentirai da qui in avanti parlare molto spesso, se ho le informazioni giuste. Piste ciclabili di competenza della provincia, risorse assegnate, una certa data, se vuoi ti dico anche il 2008. Nel 2010 la Regione e la provincia fa un accordo con Veneto Strade perché siano loro a gestire. Veneto Strade fa le piste ciclabili con i trasferimenti della Regione. Tagliano i finanziamenti. Hanno tagliato 7 milioni di euro, hanno tagliato, l'hanno portati a 3,5. Di 7 progetti ne hanno finanziati 4. Di questi 4 il Giussano non c'è dentro, anche se c'è dei soldi qui. Perché nel momento in cui ha fatto il passaggio con Veneto Strade, i soldi che hanno messi a residuo hanno mantenuto solamente quelli dell'esproprio del progetto e si sono liberati i soldi e li hanno messi da un'altra parte. Perché faccio questo esempio? Ma ne parleremo più avanti. Faccio questo esempio perché con la provincia non puoi cambiare, anzi è peggio ancora in questo caso, nel senso che abbiamo delle strade provinciali ed è la provincia che decide dove fare la manutenzione in rapporto alle esigenze e alle priorità che decide lei. Io non decido niente, la città metropolitana decidono, nel senso che il progetto i sindaci sono lì, non c'è una provincia, c'è i sindaci del territorio che se riescono ad ottenere le funzioni che attualmente spettano alla città metropolitana. Io faccio solamente l'esempio